Lulz 2 ai sessantenni, prenotatevi, per ora vaccinato solo il 42%. Il generale Figliuolo intanto conferma da lunedì prenotazioni aperte per gli over 50. L'origine del virus, la sua diffusione e la pericolosità delle varianti. Da Marghera il presidente dell'AIFA Palù parla del Covid ed interviene sul caso Crisanti, test rapidi fondamentale per la gestione della pandemia. Nuove regole per l'accesso dei visitatori nelle case di riposo e nelle strutture per disabili. Sarà possibile solamente a vaccinati, guariti o con tampone nelle 48 ore precedenti. Fuga di gas in un'abitazione di Sovramonte nel Bellunese, casa sventrata in fin di vita un'anziana di 98 anni e la badante di 54. Sarà a Treviso tra 2 settimane, ospite del festival LGBT il deputato Alessandro Zan, relatore del discusso disegno di legge anti-omofobia. Eseguita l'autopsia sul corpo di Alessandro Ricci, il 32enne trovato morto in un sifone a Crevada, annegamento, la causa del decesso, rimangono aperte le ipotesi di incidente o gesto estremo. La manifestazione Suoni di Marca annuncia il ritorno sulle mura di Treviso, ma per contingentare gli spettatori l'area concerti diventerà a pagamento. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Situazione contagi e vaccini nella Marca in apertura del telegiornale, con gli ultimi dati che sono stati forniti oggi dal direttore generale dell'Ulz 2. Dati in calo nelle terapie intensive ma anche nelle prenotazioni dei sessantenni. Sentiamo. È un appello che faccio ai trevigiani da trevigiano. 60-69 anni, cercate di venire e veramente di iscrivervi sul portale, è fondamentale. Parte così l'appello a vaccinarsi del direttore generale dell'Ulz 2, preoccupato per le tante assenze alla chiamata del prossimo fine settimana. Domenica abbiamo oltre 2400 posti liberi e lo dico perché non per impaurire nessuno, ma il virus, che si muove in modo direi intelligente, si sta spostando sulla fascia 60-69. Ed è proprio da questa fascia d'età che mancano le conferme alla vaccinazione, per un gesto che il direttore sottolinea importante per sé e per gli altri. Conviene fare un vaccino che oltretutto è dimostrato non crea nessun problema, un po' di febbricola forse, un po' di dolenzia al braccio, ma questo vi salva la vita a voi, salva la vita ai vostri familiari e evita la diffusione del virus. Che in questo momento pare circoli un po' meno, visti i dati positivi comunicati oggi. Quello che è positivo è questo, l'indice di oggi, che siamo a 0,81, come vedete abbiamo diversi picchi, abbiamo avuto, però oggi si sta ed è in diminuzione, la situazione è sicuramente in miglioramento. In terapia intensivi complessivamente abbiamo 21 pazienti Covid. Ad oggi sono 86 i ricoveri complessivi, mentre nelle case di riposo e in altre strutture sociali risulta un solo operatore positivo. Quasi 317.000 le vaccinazioni effettuate, con l'oltre 80% degli ultra settantenni immunizzati e la punta dell'88% per gli over 80. Bassa invece la percentuale tra gli ultra sessantenni, ferma ad appena il 45,5%, meno della metà quindi della popolazione. Fascia d'età ora maggiormente colpita, come confermano i dati dell'ospedale di Vittorio Veneto, che nei prossimi mesi aumenterà i posti in terapia intensiva. La nostra media si attesta, ma come quella delle altre, attorno ai 66-68 anni. Questa è la media, è una media molto bassa, è una media, non è una mediana, perché ovviamente ci sono pazienti anche più anziani, però ecco, è molto importante, considerando questo, che il cittadino capisca l'importanza della vaccinazione e quanto può incidere. L'appello dunque a prenotarsi per la vaccinazione tra settantenni e sessantenni. L'avete sentito, ci sono ancora parecchie defezioni. Siamo andati tra i trevigiani a sentire che cosa ne pensano. Capisco la paura e anche il fatto che magari noi giovani abbiamo fatto più vaccini più recentemente, però allo stesso tempo non so, ho più voglia di vedere le persone in giro tutte insieme. Metterei una multa a quelli là che dicono non mi voglio vaccinare. Per uscirne dobbiamo essere tutti quanti concordi. Se la maggior parte della popolazione se non riusciamo ad ottenere l'immunità di gregge, la conseguenza ricade poi su tutti. È un problema che non si capisca la necessità di farlo
e è un pericolo per loro, è un pericolo per noi, insomma. L'ignoranza da quando è nata non è mai morta, purtroppo. Questo penso. Ognuno è libero della propria scelta, insomma. Adesso è una questione di coscienza, quindi secondo me dovrebbero, perché tanto hanno predicato che è pericoloso soprattutto in una fascia di età. Io sono più giovane, però lo faccio il vaccino e rischio tanto quanto loro. Come la vaccinazione è libera, ognuno decide della propria salute. Io personalmente già l'ho fatta. Che sbagliano, secondo me, perché si devono vaccinare, perché sennò ci impestiamo ancora di più. Ed ora il punto stampa della Regione. A Marghera assente il presidente della Regione Zaia, presente l'assessore Lanzarin con il professor Palù, presidente dell'AIFA. Bene, l'RT in Veneto sale a 0,95 ad un passo dall'arancione. Pronto intanto il protocollo per la riapertura ai visitatori nelle case di riposo. 850. Incidenza contagi su tamponi effettuati del 2,21% in Veneto, meno ricoveri, meno 5 posti di terapia intensiva occupati da malati Covid. Alla vigilia della nuova assegnazione di colori alle regioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, la Regione calcola un RT pari a 0,95, vicino alla soglia critica di 1, ma il Veneto dovrebbe rimanere in zona gialla. Confermato il nuovo intervallo tra prima e seconda dose per Pfizer e Moderna a 6 settimane, non più 3, ma chi ha già l'appuntamento fissato, questo è confermato. Sono pronte e approvate dalla Conferenza delle Regioni, ora trasmesse al Ministero, le nuove linee guida per la riapertura delle case di riposo e delle strutture per disabili. Servirà anche qui una sorta di pass vaccinale. Permettono la possibilità di aprire alle visite dei parenti all'interno di queste strutture quando il familiare o il parente è in possesso del Green Pass e quindi ha una delle 3 condizioni che sono previste: vaccinazione completa, tampone nelle ultime 24 ore o aver già superato appunto la malattia. Massimo 2 persone per ospite. In casi specifici la visita è possibile anche nei reparti di degenza. A queste indicazioni si aggiungono anche quelle per i nuovi accessi. Ora la palla passa a Roma, che dovrà di fatto abrogare un comma contenuto nel decreto precedente, quello del 6 di marzo. Il punto stampa della Regione oggi, l'avete visto, è stato invitato anche il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù. Molti i temi affrontati. Sentiamo. Sapete qual è il periodo medio o il tempo medio per una diagnosi molecolare in Italia? 4 giorni per attendere una risposta o per dare una risposta. Voi capite l'importanza o quanto siano evoluti adesso i test antigenici rapidi. Arriva dopo 1 ora e 20 di Lectio Magistralis sul virus SARS-CoV-2 l'intervento dell'ex direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, ora direttore AIFA, Giorgio Palù, sui test rapidi e sulla loro importanza. Il primo antagonista di Andrea Crisanti fu lui, ricorderete, a definirlo zanzarologo alle prime battute dell'epidemia, il maestro contro l'allievo. Palù specifica come i tamponi rapidi siano stati imprescindibili per il tracciamento e la gestione dell'epidemia. In determinate coorti o spazio-tempo, una scuola, un aeroporto, sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter intervenire. Non risparmia il virologo padovano altre stoccate nel corso del suo intervento, mettendo in discussione anche l'infallibilità dei test molecolari. Vi ricordo che questo test, che oggi definiamo il test di riferimento, in realtà non è nato come gold standard, perché è nato su una sequenza pubblicata, non su un virus purificato. Poi il passaggio sul silenzio della Cina. I lavori che erano stati sottomessi a pubblicazione li hanno ritirati, non ci dicono nulla, non potremmo mai dire se è naturale o artificiale, perché non troveremo la prova, però non abbiamo trovato né un ospite intermedio, né abbiamo spiegato perché non infetta più il pipistrello questo virus. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia, ha detto, non conosciamo la sorgente, ma studiando le varianti stiamo monitorando il virus e la risposta resta il vaccino. Col nuovo vaccino con le varianti ci protegge tranquillamente, quindi un boost sicuramente se lo faremo con un vaccino modificato rispetto a quelle che sono le varianti circolanti e magari un terzo boost lo faremo con un vaccino cinese ucciso perché ci protegge da tutte le altre proteine con immunità cellulare.
Palù racconta dell'ultimo studio che conferma la validità dei vaccini attualmente in somministrazione contro la variante inglese, oggi diffusa per oltre il 91% dei casi. Marginale la diffusione delle altre due, indiana e brasiliana. La variante nigeriana è la più contagiosa, ma non v'è correlazione ad oggi con una maggior mortalità. Nessuna speranza invece per Reitera, il vaccino italiano. Reitera, ahimè, non è arrivata neanche alla fase 2, è un'altra battaglia che sto portando avanti a Roma, è quella di far venire qui la tecnologia dell'mRNA, cioè noi siamo la prima, industria farmaceutica d'Europa. Green Pass per andare in vacanza, bene l'idea ma sbagliato il taglio. L'assessore regionale al turismo Caner conferma le polemiche sollevate dall'associazione albergatori iesolani. Intanto allo studio il protocollo per vaccinare gli operatori del turismo. Il tema del passaporto vaccinale non è bellissimo. Se semplicemente si dicesse che si può viaggiare chi ha fatto il vaccino, chi ha già contratto il virus in passato e quindi tra virgolette c'ha già gli anticorpi, oppure chi si è fatto un tampone nelle 48 ore precedenti, sarebbe sufficiente. Il nodo è sulla comunicazione e le parole per una campagna di marketing turistico sono importanti, fondamentali. Se le prenotazioni stentano a decollare, secondo il presidente degli albergatori iesolani, è anche perché l'opzione pass vaccinale starebbe disincentivando la scelta italiana. E dopodiché, secondo me, è importante comunicare che noi siamo aperti, perché purtroppo tanti turisti questo non lo sanno, non l'hanno ancora capito e pensano che l'Italia sia ancora chiusa. Sarà un'estate a prenotazione, lo conferma l'assessore Caner, che ricorda i dati positivi dello scorso anno. Conferma che sostanzialmente sarà un'estate fotocopia di quella passata, con le stesse regole. Un anno fa l'occupazione delle camere nelle località marittime si è stabilizzata intorno all'85%. La regione intanto sta spingendo per la campagna vaccinale sugli operatori turistici, spesso giovanissimi assunti con contratti stagionali. Noi ci stiamo già attivando con le ASL di competenza e stiamo già fornendo loro i numeri degli addetti al comparto turistico, proprio perché vorremmo cominciare con una vaccinazione di massa anche per tutti gli operatori, non solo del mondo alberghiero ma anche extra alberghiero, proprio per garantire vacanze in sicurezza. Cambiamo argomento, sarà a Treviso tra 2 settimane ospite del festival LGBTE il deputato Alessandro Zan, relatore del discusso disegno di legge anti-omofobia. Alessandro Zan, relatore del DDL sull'omotransfobia che tanto sta facendo discutere a livello nazionale, a Treviso il 22 maggio per un dibattito in Piazza Rinaldi, evento inserito nella terza edizione del Cupido Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura omosessuale, bisessuale e transgender organizzata dal coordinamento LGBTE di Treviso. Quello sarà proprio l'occasione migliore per conoscere e soprattutto anche alla data del 22 di maggio capire quali saranno le ulteriori evoluzioni di questo disegno di legge. Noi vogliamo parlare a più persone di diverso tipo, magari persone che non hanno mai avuto modo di assistere magari ad un dibattito con Alessandro Zan in merito al DDL che sta presentando. E quindi noi vogliamo proprio parlare al territorio. Festival in programma dal 14 al 23 maggio con un fitto calendario di appuntamenti anche in presenza, dal cinema al fumetto, dai libri al cabaret. Al centro la questione del linguaggio come strumento di inclusione, ma se usato negativamente anche di violenza. Sono decisamente lontani i tempi in cui Treviso respingeva questo genere di tematiche. La Commissione Pari Opportunità del Comune ha anzi offerto il patrocinio. Tante volte le persone hanno paura di ciò che non conoscono. Secondo me sarebbe importante che le famiglie frequentassero per esempio coppie dello stesso sesso che hanno figli o che conoscessero nella loro vita una persona che abbia fatto il percorso di cambio di sesso. Toccando con mano la realtà delle altre persone si capisce che non c'è tutta questa paura giustificata. La politica, il vicepresidente di Forza Italia, l'europarlamentare Antonio Tajani, oggi a Conegliano. Tra i tanti temi affrontati anche quello delle elezioni amministrative e del ruolo di Forza Italia in Veneto. Noi abbiamo sempre lavorato per l'unione del centrodestra, lo abbiamo fatto sempre ad ogni livello, in ogni regione, in ogni città
d'Italia. A me sarebbe piaciuto per esempio che il Presidente Zaia avesse scelto un assessore di Forza Italia. Non è una questione di numeri, è una questione di rappresentatività politica nazionale. Forza Italia in Veneto rappresenta la storia del centrodestra in Veneto. Se non ci fosse stata Forza Italia, il Veneto non avrebbe avuto dei risultati straordinari. Penso al Mose, tutti quanti adesso applaudono il Mose, se non ci fosse stato Forza Italia forse non si sarebbe fatto il Mose. Quindi Forza Italia vuole continuare ad essere protagonista in questa regione, pronta a sostenere una coalizione di centrodestra per vincere anche nei comuni, ivi compreso Conegliano. La cronaca, ora sono gravi le condizioni di un escursionista precipitato questa mattina per una quindicina di metri da una parete di roccia. L'uomo 62enne di Casier si trovava con altre 2 persone in un canale a circa 500 metri dal bivacco Boss dei Boi. Aveva lasciato il sentiero per andare a verificare che non ci fosse nessuno in difficoltà. Dopo aver visto un bastoncino e dei guanti abbandonati, è però scivolato sulla roccia bagnata cadendo lungo una paretina. L'uomo è stato soccorso e con l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni appunto sono gravi. Sarebbe annegato Antonio Ricci, il 32enne, trovato morto martedì della scorsa settimana a Crevada dentro il sifone di una canaletta. L'autopsia eseguita oggi confermerebbe che la lesione al collo non sarebbe rilevante per determinare le cause del decesso. Restano quindi le ipotesi della caduta accidentale in acqua o del suicidio. E saranno celebrati sabato mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Zenone degli Ezzelini i funerali di Elisa Girolametto, la 19enne, morta martedì mattina all'alba in un terribile incidente stradale mentre in auto era diretta a Montebelluna per il primo giorno di tirocinio come infermiera in una casa di riposo. Il feretro partirà dall'ospedale di Castelfranco. Elisa lascia il papà Diego, la mamma Marina, le sorelle Chiara e Beatrice. Venerdì sera il rosario a San Zenone e alle 20:45 a Ca Rainati, veglia di preghiera per giovani e giovanissimi. Ed ora la drammatica vicenda di un 62enne morto dopo aver contratto l'epatite a causa di una trasfusione infetta. Maxi risarcimento alla famiglia. I trattamenti periodici in ospedale a Castelfranco, poi dopo anni la scoperta shock di aver contratto l'epatite C e la morte avvenuta nel 2015. Il calvario della famiglia di un 62enne e la battaglia in tribunale per ottenere giustizia dal Ministero della Salute. Perché quella epatite era arrivata con trasfusioni infette negli anni 80. L'uomo era affetto da emofilia e aveva bisogno delle somministrazioni di emoderivati. In primo grado il giudice aveva disposto il risarcimento alla famiglia, moglie e figlie del 62enne morto, ma il Ministero ha presentato ricorso invocando la prescrizione del diritto di risarcimento e contestando il nesso causale tra le somministrazioni e il decesso avvenuto 30 anni dopo. Ma la Corte d'Appello ha deciso diversamente. L'evento dannoso si è verificato chiaramente a distanza di molti anni, come spesso accade, rispetto al momento della trasfusione. Ma ciò nonostante la Corte ha ritenuto che l'infezione da HIV, la sua evoluzione successiva in cirrosi epatica, sia stata la causa poi del decesso della persona in questione. Inoltre la Corte ha aumentato l'indennizzo alla famiglia, fissato in 580.000 euro. E sono stati quindi rivalutati gli aspetti affettivi, in particolare valorizzando il rapporto moglie-marito. Tutto finito? Non proprio. Ottenere concretamente quel risarcimento non è così scontato. È necessario avviare poi un procedimento avanti al Tribunale amministrativo regionale che condanna il Ministero a dare esecuzione alle sentenze divenute definitive. Un percorso tortuoso che spinge a domandarsi perché il Ministero contesti una vicenda acclarata e drammatica che ha segnato per sempre una famiglia. È un dato piuttosto consolidato, quello secondo cui il Ministero non ottemperi spontaneamente al pagamento di sentenze definitive, costringendo chiaramente a dei ricorsi amministrativi con un conseguente aggravio di oneri, di spese a carico dell'amministrazione.
Sparò ed uccise un bandito in fuga. La procura ha chiesto 14 anni di reclusione per Massimo Zen, il ranger della Battistoli che 2 anni fa a Barcon di Vedelago esplose i colpi di pistola che uccisero Manuel Maior, giostraio 36enne, in fuga insieme a 2 complici dopo alcuni assalti a bancomat. Ha chiesto anche il rinvio a giudizio per 2 colleghi del ranger accusati di favoreggiamento. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Abbandono selvaggio di rifiuti. Ora le segnalazioni degli ecovandali potranno essere effettuate dai cittadini attraverso l'app Treviso Sicura, realizzata dal Comune in collaborazione con la società Lapis. Dall'inizio dell'anno sono già 70 le sanzioni elevate dai vigili urbani nei confronti di ecovandali. L'app è nata il 1° di ottobre per la segnalazione dei furti, dal 1° di maggio invece sarà possibile anche segnalare gli ecovandali. La lotta agli ecovandali e all'abbandono selvaggio di rifiuti ora si avvale di uno strumento in più, l'app Treviso Sicura, attraverso la quale ogni cittadino può fare la segnalazione. Si può fare delle foto all'ecorifiuto lasciato in strada, può segnalare la posizione perché è prevista la possibilità di segnalare la posizione, immediatamente viene preso in carico dalla PL e a quel punto parte la procedura sia per identificare eventualmente chi può aver lasciato il rifiuto tramite l'analisi del rifiuto stesso e poi viene segnalato a Contarina per il ritiro del rifiuto. L'app è gratuita ed il funzionamento molto semplice. Basta scaricare l'app Treviso Sicura, che è questa icona, si entra, si clicca sul pulsante segnala e qui ci sono solo questi campi da digitare. Aggiungi foto, aggiungi posizione, la tipologia tra furti subiti, abbandona rifiuti, in questo caso abbandona rifiuti, il messaggio e poi si può procedere alla segnalazione e all'invio della segnalazione. 30 secondi per un servizio molto importante. Abbiamo 85.000 persone a Treviso che possono essere 85.000 sistemi di videosorveglianza attiva. Molte zone di Treviso sono ancora oggetto di abbandoni, di immondizie ed i servizi del nucleo antidegrado della polizia locale sono continui. Consideriamo che l'attività del nucleo antidegrado dal 1° di gennaio ad oggi ha elevato ben 70 sanzioni da 400 euro, quindi 70 persone che hanno abbandonato i rifiuti in giro per Treviso sono stati individuati e sanzionati. Si terrà indicativamente tra fine luglio e primi di agosto la 31esima edizione di Suoni di Marca. Le prime indiscrezioni sono arrivate oggi dagli organizzatori. 2 le aree lungo il tratto da Piazzale Burchiellati a Bastioni San Marco, una libera con stand gastronomici, l'altra per i concerti, che sarà però a pagamento perché con le nuove norme anti-Covid potranno esserci solo posti a sedere contingentati. Stabilito il primo ospite che riporterà la musica dal vivo sulle mura di Treviso. Si tratta del cantautore romano Fulminacci, tra i cantanti dell'ultimo festival di Sanremo e vincitore della targa Tenco nel 2019. A Treviso salirà sul palco giovedì 5 agosto. Seconda edizione dello Young Thinker Festival organizzato dal Liceo Canova di Treviso, tema il tempo, ospite il filosofo Massimo Cacciari. Il tempo in chiave filosofica al centro dell'appuntamento che ha dato il via alla seconda edizione del Festival dei Giovani Pensatori organizzato dal Liceo Antonio Canova di Treviso in collaborazione con il Festival Internazionale di Filosofia di Ischia e Napoli. Si tratta del primo festival filosofico in Italia del tutto rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore. Non è un festival che mira a discorsi semplici, vogliamo tenere alto il livello perché crediamo nel fatto che la riflessione profonda sia importante per i giovani, per imparare a riflettere criticamente, a pensare il futuro in modo serio. Il momento storico lo richiede, ma comunque è sempre così per le nuove generazioni. Appuntamento via streaming da Ca' dei Carraresi a Treviso, cornice concessa da Fondazione Cassamarca e dal suo presidente Luigi Garofalo. Ospite il filosofo Massimo Cacciari, pronto al confronto con i ragazzi collegati da remoto. Bisogna vedere quanto hanno studiato, cosa hanno visto. Ho fatto tantissime cose in questo periodo, ahimè, online con gli studenti e ho sempre trovato attenzione
intelligenza, anche una certa preparazione. Il tempo e il significato della sua esistenza è il tema di quest'anno. Chiaro che in questo momento viene un'associazione di idee con il tempo difficile che stiamo vivendo e senza banalizzare una capacità di ritrovare il proprio tempo, il proprio ruolo è senz'altro anche un significato al quale miriamo. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano perché sono stati momenti davvero di terrore questa mattina a Sovramonte a causa di una terribile esplosione che ha distrutto una casa, ferite in modo grave un'anziana e la sua badante. Alle mie spalle le montagne, lungo la discesa invece un'abitazione dove questa mattina un'esplosione di gas ha distrutto un modulo abitativo prefabbricato, purtroppo con 2 persone ferite, di cui una trasportata al centro Grandi Ustionati di Padova. Il boato si è sentito da distante e subito c'è chi si è precipitato per portare soccorso. E come ho sentito lo scoppio, che ho sentito anche la casa insomma tremare un po'. Sono uscito sopra, cioè fuori in terrazza e ho visto un po' di fumo. Quindi l'esplosione si è sentita a che distanza? Voi a quanto siete da qua? Beh, da qua in linea all'aria sono 500 metri. Dopo i ponti. Sovramonte si trova nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sopra Feltre, e l'esplosione è avvenuta in località Sorriva, nella zona notte come Sassi Rossi. La più grave delle 2 donne ferite nell'esplosione è Carmen Tabo, rumena, 54 anni, mentre meno gravi sembrerebbero essere le condizioni dell'anziana che assisteva, Zita Fontana, di 98 anni. Per entrambe, purtroppo, i bollettini medici ufficiali parlano però di pericolo di vita. Per fortuna non ci sono stati danni nelle case adiacenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area e i carabinieri della stazione di Lamonte. Sicuramente c'è stata un'esplosione di gas. Purtroppo le 2 persone che abitavano nel modulo abitativo dove è avvenuto l'evento sono state coinvolte e ferite, trasportate all'ospedale. Abbiamo spento i residui di incendio che rimanevano e adesso facciamo tutte le indagini per accertare le cause. Lei ha un'idea della gravità delle ferite? Ma una persona è più grave, una un po' meno. Il Covid allenta la morsa nel bellunese in caso l'incidenza settimanale inferiore al 70%. Da USL Dolomiti appelli alla cittadinanza per il supporto del contact tracing e per implementare la campagna vaccinale. Poco più della metà della popolazione fra i 60 e i 69 anni ha detto sì al vaccino anti-Covid, contrariamente all'entusiasmo dei primissimi giorni d'apertura dei nuovi slot per questa fascia d'età. Si registrano però defezioni importanti. Il miglioramento della copertura è una priorità per la tranquillità di tutta la comunità, afferma la direttrice generale di ULS Dolomiti, Maria Grazia Carraro. Il buon senso dice: cerchiamo di raggiungere la soglia più alta possibile, prenotiamoci e vediamo di sostenere questa campagna vaccinale che credo sia a favore dell'intera collettività. Buona la copertura per gli over 80 che ha raggiunto quasi il 96% della popolazione, l'80% quella garantita alla fascia 70-79 considerando le ultime prenotazioni. Nei prossimi giorni si stima saranno vaccinate 3.000 persone nei Vax Day organizzati in corrispondenza con il weekend in provincia. Disponibilità di vaccino anche per le persone conviventi di soggetti estremamente vulnerabili e disabili. Le prenotazioni oltre che direttamente dal sito possono essere fatte in farmacia e contattando il 112, il numero di pubblica utilità dell'Arma dei Carabinieri. In questi giorni, frattanto, sono partite le comunicazioni, circa 370, al personale sanitario che non risulta ancora vaccinato. Siamo in attesa delle determinazioni che devono produrre e quindi siamo in questa fase.
A Cicci di Mel prosegue da parte del Mise, della Regione e dell'amministrazione straordinaria la ricerca di un partner privato per dare un futuro a centinaia di lavoratori coinvolti, l'ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, rispondendo in question time sul progetto industriale Italcomp e sulle iniziative per consentire l'accesso alla cassa integrazione guadagno ordinaria ai lavoratori coinvolti nell'avvertenza Cicci di Mel e la piemontese Embraco. L'investitore privato non è ancora stato trovato ed il metodo Corneliani, ha detto Giorgetti, è l'unico consentito dall'Unione Europea e l'unico applicabile alle crisi che vede coinvolte le due aziende. Sulla vicenda ieri sono intervenuti i parlamentari bellunesi Demenec e Bond. Oggi al Senato il suo sostegno l'ha dato Luca De Carlo. Le organizzazioni sindacali proseguono con la mobilitazione che il prossimo 12 maggio li porterà a manifestare a Venezia sotto il Palazzo della Regione. Ed è questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio continuano a scorrere correnti occidentali che condizionano la stabilità del tempo e la giornata di venerdì 7 maggio sarà decisamente incerta. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto variabile, al mattino nuvolosità irregolare con cielo a tratti coperto ma anche con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio rovesci e temporali sui settori montuosi, attenzione perché localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi dappertutto al pomeriggio, alternanza di acquazzoni e spazi di sereno. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra i 16 e i 17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui giornata con intervalli asciutti, ad altri con qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.